L'ultimo addio al re delle giostre, l'uomo che con le sue attrazioni geniali ha conquistato il mondo, facendo vivere la fantasia e quel brivido di gioia ad adulti e bambini. I funerali di Alberto Zamperla, l'imprenditore vicentino, originario di Pieve di Soligo, scomparso all'età di 71 anni giovedì, si svolgeranno nel Duomo di Vicenza mercoledì 23 novembre alle 10:45. La camera ardente voluta dalla famiglia alla casa di cura Eretenia con un accesso dedicato. Bandiere a mezz'asta oggi alla Zamperla di Altavilla Vicentina, quella fabbrica dei sogni specializzata nella costruzione di giostre e attrazioni per i parchi divertimento fondata dal padre Antonio. Penso che faremo un lutto cittadino, dobbiamo riunire la giunta e il giorno dei funerali appunto faremo questa manifestazione e io senz'altro parteciperò alle esequie perché appunto ha dato molto al nostro paese oltre che alla vicentinità. È la comunità intera a stringersi alla famiglia, si susseguono i messaggi di cordoglio sui social, politici, istituzioni e semplici cittadini che lo hanno voluto ricordare. Un imprenditore straordinario, coraggioso, quella capacità che è del DNA della nostra terra di emergere, di combattere per le proprie idee imprenditoriali e vincere. Ci lascia anche un cittadino che ha saputo amare la nostra terra. È stato un grande industriale, un uomo di visione, un uomo franco, schietto, orgoglioso della sua azienda, della sua storia, di quello che ha saputo costruire nel mondo. Era un uomo entusiasta e sempre pieno di spirito e ha imposto proprio anche un carattere internazionale perché lui era così. Per lui, lui era un cittadino del mondo.